base di Sardegna Nazione Indipendenza e responsabile della segreteria nazionale della Confederazione Sindacale Sarda, per incarico della segreteria nazionale e del segretario generale che oggi non è potuto essere presente qui per impegni precedentemente assunti. Noi come Confederazione Sindacale Sarda, in questo momento parlo come Confederazione Sindacale Sarda, da sempre abbiamo, siccome al nostro interno militano tanti esponenti di Sardegna Nazione Indipendenza, la Confederazione Sindacale Sarda da sempre ha sposato le tesi contro il nucleare. Contro il nucleare in Sardegna noi non lo vogliamo assolutamente, perché è una cosa assurda che in questa terra dove si producono 28.000 megawatt di energia elettrica e se ne consumano dalle 12 alle 13.000, e tutta l'energia in esubero viene poi esportata attraverso 2 cavi sottomarini, il SACOI Sardegna Corsica Italia e il SAPE Sardegna Penisola Italiana, non vedo perché noi dovremmo in Sardegna ospitare un'altra servitù imposta dall'esterno che viola la sovranità del popolo sardo, della nazione sarda sul proprio territorio nazionale, anche se temporaneamente occupato dall'ultimo Stato colonialista, il peggiore degli ultimi anni d'Italia. Dunque, noi siamo anche contrari, siamo per l'energia pulita, ma siamo contrari al fatto che in Sardegna, su tutte le montagne della Sardegna, stanno ponendo le pale eoliche. Se voi andate in Olanda e in Danimarca, che in proporzione al loro territorio sono le regioni che hanno, le nazioni, gli stati che hanno più pale eoliche del mondo, voi non troverete una pala eolica, troverete soltanto mulini a vento, perché le pale eoliche le fanno sistemare ai confini delle acque territoriali prospicienti il mare internazionale. Voi sapete che dopo 20 miglia marine la curvatura della terra non consente di vedere le pale eoliche. Bene, basterebbe sistemarle lì. No, le fanno sistemare ai limiti delle acque territoriali. Non consentono a nessuno che venga deturpato il loro territorio. E quindi la CSS invita la classe politica, l'intera classe politica, a battersi perché questo territorio non venga devastato. Ora vorrebbero porre, prima volevano porre le pale eoliche vicino a Isarenas, le pale eoliche nel Golfo degli Angeli. Bene, quelle pale eoliche non le devono assolutamente mettere qui come qui, noi non vogliamo, e io personalmente se vorranno portarle con la forza militare mi farò arrestare personalmente, così mi riposerò, perché non voglio assolutamente che il nostro territorio nazionale venga sottoposto ad un'ulteriore servitù. Chiudo qui l'intervento come Confederazione Sindacale Sarda dicendo che intendiamo fare parte anche noi del comitato che sta per nascere oggi qui con tutti gli altri movimenti ed associazioni e partiti politici che vogliono aderire a questo comitato, e cedo direttamente la parola finalmente alla carissima Aurora Pigliafuochi del movimento patriottico di Sardegna Nazione Indipendenza.